Beh, innanzitutto è un impegno verso la trasparenza che ci siamo dati nei confronti di tutti gli utenti e di tutti gli stakeholders. E sì, noi stiamo lavorando per rendere la nostra società misurabile da un punto di vista della sostenibilità economica, sociale e anche ambientale, quindi continuiamo il nostro impegno per il rispetto dei valori dell'agenda fissata dalle Nazioni Unite. Sì, è un fattore che ci rende particolarmente orgogliosi. 18 milioni di euro di investimenti calati sul territorio, frutto di un lavoro continuo da parte del nostro ufficio tecnico e finanziario, 11 milioni solo sulla rete di acquedotto, che producono un valore economico pari a 32 milioni di euro, il quale resta per il 73% in Veneto, quindi è un esempio di federalismo molto efficace. Beh sì, 2 euro al metro cubo è un valore estremamente contenuto, tra i più bassi in Italia, il più basso in Veneto. È un'indicazione questa dei nostri soci, dei comuni soci, di moderare la tariffa al quale noi rimaniamo legati e quindi è la nostra parola d'ordine fare investimenti contenendo la tariffa, mantenendola su valori moderati. Guardi, le do solo il riferimento di due iniziative: la ben nota Acqua Alert, quel servizio per cui tramite SMS ognuno degli utenti può essere avvisato delle interruzioni, servizio attivabile semplicemente entrando nel sito internet della nostra società, e le do anche un numero, che sono 32.000 gli utenti serviti ogni anno tra gli sportelli e il numero verde, quindi sono dei numeri che manifestano la nostra continua disponibilità nei confronti dei cittadini e del territorio. Beh, l'acqua del Piave Servizi è buona, sicura ed economica. Questo lo attestiamo non solo noi, lo attestano i 1500 controlli annui che facciamo, che vuol dire che l'acqua del Piave Servizi viene controllata circa 5 volte al giorno.